Scie di Gloria, una mostra che è un percorso tra emozione e ricordi, che vede uno dopo l'altro allineati sci che hanno siglato momenti indimenticabili, da quelli di Zeno Colò a quelli di Sofia Goggia, da Deborah Compagnoni a Ingmar Stenmark, da Gustav Teni ad Alberto Tomba, senza dimenticare il Bob di Eugenio Monti. Intanto molto bella da vedere questa mostra, la consiglio perché si ha proprio la percezione di quanta storia vi sia in questo grande spazio che è lo sport, che parte da una dimensione di vita quotidiana e arriva fino al nostro contemporaneo e al futuro, e parla di società che cambia, ma parla di sicurezza, parla di investimenti industriali, di un grande rapporto con il mondo della ricerca, che poi è la forza del nostro sport system. Sì, perché a fianco dei 400 sci scelti tra i 4.000 raccolti e poi donati da quell'inimitabile collezionista che fu Tonino Zampieri, c'è anche l'innovazione, quella che lega il mondo universitario al mondo dello sport. La storia dello sci è stata oggetto di una continua serie di innovazioni che incrementalmente hanno portato gli sci del 1800 ad essere quelle macchine da gara che sono adesso, sia nella direzione della prestazione che nella direzione della sicurezza. Infine le novità, dalle tute agli sci, agli attacchi, ai caschi, ai materiali che si studiano in stretta connessione tra università e imprese e di cui a Longarone si vedono esempi di assoluto rilievo. Tutto in una mostra che si può solo sperare trovi una sua collocazione stabile e definitiva, magari proprio a Cortina, a fianco di quella pista intitolata a chi, con il suo Bob, vinse ori mondiali ed olimpici. Direi che è il Pantheon della memoria, dello sport system e dei nostri campioni che hanno celebrato le loro vittorie, le loro fatiche, le loro sconfitte, ma anche hanno alzato al cielo la loro della vittoria.